Un saluto a tutti gli appassionati di calcio giovanile. Oggi si è disputata la terza giornata del campionato allievi regionali Elite Under 17. La gara che vi mostriamo è quella fra la Virtus Verona 2005 e il Montecchio Maggiore 2004. Ecco servizio. Seconda sconfitta consecutiva per la Virtus, anche se di misura, e con recriminazione per un fallo non fischiato dall'arbitro. La gara inizia con un minuto di silenzio per ricordare la morte dell'arbitro De Santis di Lega Pro. All'11° la prima protesta della Virtus. Pasquariello serve in aria Bersan che viene affrontato da Stringari che non tocca la palla ma batte l'avversario. Al 15° il Montecchio è avanti. Sul tiro di Muntar Peretti si oppone di piede e la palla sbatte sulla mano di Doro. Calcio di rigore. L'arbitro ammonisce il difensore della Virtus. Alla battuta va lo stesso Muntar che spedisce alta sulla traversa la conclusione. Un minuto dopo il gol contestato dalla Virtus. Cannaviello manca il controllo della sfera e trattiene per il collo della maglia Peretti. Passaggio a Montar che finta e tira in porta. 1-0. Vibrata protesta della panchina della Virtus che induce l'arbitro a recarsi da mister Varanini. Come si vede dal rallenti e dal fermo immagine, il collo della maglia di Peretti si allunga visibilmente, quel tanto che rallenta la sua corsa per far sì che Cannaviello giunga prima sulla palla per servire Muntar. Al 25° ammonito Matiz. Al 36° Campesato prova ad approfittare di un'imprecisione della difesa, ma la tempestiva uscita di Mariga evita il peggio. Un minuto dopo la Virtus ci riprova. Pasquariello controlla in aria ma il suo tiro viene respinto da Brazzale. Sacomani raccoglie la palla, vince in contrasto e prova il tiro dalla distanza che si spegne tra le braccia di Mariga. Al 38° tiro di Quartone che termina alto. Ne recupera la grande occasione per il pareggio. Pasquariello batte l'angolo, Olivieri batte di testa ma la palla colpisce la traversa. Il secondo tempo riprende con la battuta della Virtus. All'8° Brahimi mette al centro per Montar che tira di prima. Zamboni si supera e respinge. Un minuto dopo Brahimi servito in area tira e Zamboni respinge di piede. Ancora Brahimi ci prova da fuori ma la conclusione è alta. Lobocchiaro scambia con Brahimi e prova il tiro da fuori che Zamboni para facilmente. Al 25° Campedelli serve Antolini che ci prova dal limite, Mariga para. Al 28° Montecchio in contropiede, Pellizzaro conclude fuori. 36° punizione di Pellegrini in area, colpo di testa di Peretti, Mariga blocca a terra. Al 38° ammonito Capitan Crestani. Nel recupero Gerard impegna Zamboni in un grande intervento e così salva la rete. Nel primo tempo la gara è stata equilibrata, poi nel secondo tempo nel tentativo di recuperare lo svantaggio la Virtus si è esposta al contropiede del Montecchio. Risultato finale: Virtus 0, Montecchio Maggiore 1. Mayday, mayday, up and shoot, mayday.